Venerdì 7 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno, in questo caso la notizia messa in primo piano, Lambioi, la rivincita dei non vedenti. La Cassazione dà ragione al gruppo che era stato bloccato sulle scale mobili perché i cani non erano ammessi, è discriminazione. Una giornata storica per la tutela delle persone disabili vittime di indiscriminazione. Anche la Cassazione dà ragione al gruppo di ipovedenti che erano stati allontanati dalle scale mobili di Lambioi con i cani guidati nel 2015 e mette la parola fine su una vicenda durata 8 anni. 8 anni di cause per ottenere il rispetto della legge e i diritti sacrosanti è una cosa ritengo intollerabile, afferma l'avvocatessa Chiara Frare che ha assistito il gruppo nella battaglia legale. In ogni caso è stato sancito una volta per tutte che i cani guida possono accedere alle scale mobili di Lambioi, difende le ragioni del comune che fece ricorso in Cassazione, l'ex sindaco Jacopo Massaro. Così si rischia la chiusura, si tratta di un impianto con una pendenza pari a quella a Fune e intanto Belluno ha già messo i cartelli che invita le persone con i cani guida a salire. Foto di copertina, Feltre, poche ore prima spaccati in alcune automobili, quarto furto nel negozio di biciclette. L'approfondimento lo troveremo a firma di Mammani a pagina 8. Alloggi per i migranti, un altro bando e ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, hockey, impresa del Cortina, prima finale in AHL. È proprio una stagione magica per la Sportivi Ghiaccio Cortina dopo l'aver vinto il 17° scudetto di una storia gloriosa a 16 anni dall'ultimo titolo italiano. Il club sponsorizzato Afro si è qualificato per la prima volta alla finalissima del torneo internazionale Alps Hockey League AHL. E sempre per lo sport, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, un rigore e un'espulsione rovinano la Pasqua della Dolomiti Bellunesi. Il turno pre-pasquale della Serie D di calcio si è rivelato un disastro per la Dolomiti, anche per una doppia decisione arbitrale che poco prima della fine del primo tempo ha indirizzato la partita di Belluno contro il Cerlis Muzzane. Rigore dubbio e cartellino rosso a De Carli che per proteste alla fine i friulani hanno vinto 1-0. Legname con il Bostrico, dal Comelico alla Cina, traffico continuo di tir in Valvisdende, scatta il divieto notturno. E ancora la firma, così l'occhialeria eviterà la crisi, la regione punta sulla formazione, un salto di qualità per governare le risorse umane nel settore dell'occhialeria bellunese che rappresenta il polo mondiale della produzione. Con queste parole l'assessore regionale al lavoro Donazzan ha presentato il protocollo per l'occhialeria. 25 anni di Unisono, domani il concerto di Steve Biondi apre le celebrazioni del Jazz Club Feltrino, Valle riapre la chiesa di San Martino, il 1° maggio l'inaugurazione e ancora il fenomeno Lupi, l'Europa cambia passo, la rimozione è ammessa. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda l'emergenza migranti, bandi per l'accoglienza. Bellunesi, fatevi avanti, appello del prefetto e del sindaco della città. De Carlo, i comuni non sono obbligati. Questa è la dichiarazione del sindaco del comune di Calalzo di Cadore. Foto di copertina, Vigo, inaugurata la rotatoria della discordia, indicazioni poco chiare, auto in contromano. Neanche il tempo di inaugurarla che la nuova rotatoria realizzata dall'ANAS a Ponte Nuovo di Vigo, lungo la statale Alemagna bis, fa già discutere. La riapertura da mercoledì sarà del tratto stradale con la rotatoria, seppure ancora da completare con segnali del cantiere in corso. Ha animato la discussione molti automobilisti disorientati, l'hanno imboccata a contromano, il sindaco difende l'intervento. Scale mobili di Belluno, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, la Cassazione discriminatorio il divieto ai cani degli ipovedenti. Feltre, negozio GR Bike razziato dai ladri, rubate 18 bici per 110.000 euro. San Tommaso a Gordino, case sull'albero, il comune trova un solo partner, è il sindaco. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, la politica, la battaglia di Berlusconi, seconda notte in terapia intensiva, da 2 anni soffre di leucemia cronica, il fratello Paolo, siamo fiduciosi, colloquio con Meloni e Salvini durante il CDM.
Sono certo che sta pensando alla mamma, è religiosissimo come me, prego per lui. Questa è la dichiarazione dell'amico 91enne Emilio Fede. Ci siamo sentiti l'ultima volta nel 2021, ma siamo unitissimi. Lo spettro del congresso in un partito senza regole, Forza Italia è divisa, lo statuto non prescrive come gestire la futura successione e Tajani è indicato dalla famiglia per portare avanti la linea filo Miloni. Statuto e gerarchie trascurati fin dal 94, adesso regna lo spaesamento, questo per quanto riguarda il partito di Forza Italia. Le sfide dell'economia, pagina 4, il piano antisiccità, Salvini diventa commissario straordinario per il problema, ma senza fondi ad hoc dovrà usare 7,8 miliardi già stanziati e finora bloccati dalla burocrazia. Sempre per quanto riguarda l'economia italiana, ambulanti, slitta la stretta sulle licenze, Fratelli d'Italia stoppa la Lega, mediamo con l'UE. Il partito della Premier cerca un accordo con Bruxelles sulla legge per la concorrenza, via libera a 3.000 ingressi nella pubblica amministrazione. L'invasione dell'Ucraina, pagina 6, sì Macron, patto per la pace, il presidente cinese promette di chiamare Zelensky, il francese dobbiamo riportare Putin alla ragione, l'accordo con Airbus per 160 aerei. E continuiamo con pagina 8, notizie dalla regione Veneto, Pedemontana e A27 ora sono un tratto unico, Zaia percorretela. Ieri a Spresiano l'inaugurazione e l'apertura del collegamento con l'autostrada, l'appello rischiava di essere un'incompiuta, è una grande opera, questa è la dichiarazione appunto del presidente della regione Veneto Luca Zaia. L'intervento, il ministro Gongola, questa è l'Italia del sì, grazie a tutti i veneti, ancora la partita dei costi, gli sconti restano un miraggio, prima si dovrà ripagare, il presidente della regione gela le speranze degli artigiani di riduzione dei pedaggi, al momento non è possibile, vedremo a regime ma ci vorranno 9 anni. Interrogazione del PD dopo l'intervento della Corte dei Conti, spesa da 12 miliardi di euro. Orrore in Trentino, pagina 10, dilaniato nel bosco, 26enne uscito per una seduta di allenamento, trovato morto in Val di Sole, disposto all'autopsia, le lesioni fanno pensare all'aggressione mortale di un orso. Siamo in attesa degli esiti scientifici su quanto accaduto, ho informato di cosa faremo se gli esami accertassero quanto si sta ipotizzando in queste ore, questa è la dichiarazione di Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento. La situazione ormai è preoccupante, si abbattano gli animali più pericolosi, corazzari, serve un piano di gestione nazionale, altrimenti abbiamo le mani legate. Levis della CIA, passeggiare nei boschi è diventato rischioso, bisogna fare attenzione. E questa invece è l'analisi del biologo, convivere in pace è possibile, ma serve informare la gente. Semenzato, giusto proseguire con il progetto Life Ursus, l'intervista la troverete a pagina 11. Siamo a pagina 12, sempre dal Veneto, traffico in forte ripresa sulla tratta di autovie, di questo passo si supererà il livello 2019, presentata una campagna ideata e realizzata con Confartigianato per ridurre gli incidenti che diminuiscono dove c'è la terza corsia. Chiusa la vicenda delle molestie, Formaggio chiede scusa a Cecchetto e offre 10.000 euro contro la violenza. La consigliera leghista vittima delle pesanti avance del collega di Fratelli d'Italia rinuncia a presentare querela. C'è la missione di un comportamento inappropriato e fuori luogo. Ancora dal Veneto, pagina 14, Polis, nuovo sportello nei piccoli uffici postali per un contatto diretto con i servizi giudiziari. A Candiana, nel Padovano, la prima applicazione del progetto che grazie al PNRR rende i servizi pubblici più accessibili ai cittadini. E adesso le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 16, l'emergenza migranti, la prefettura cerca nuovi alloggi, l'appello ai proprietari, fatevi avanti, le Coop dovranno garantire vitto, alloggio, vestiario, trasporti e telefono, massimo 50 persone ogni struttura. Pieve firma la convenzione, chiederemo i rimborsi, il sindaco Casagrande la porterà in giunta. E sempre a proposito dell'emergenza migranti, De Carlo, sindaci non obbligati, chi non ha posto può dire di no. Il senatore di Fratelli d'Italia di aria bassa per evitare business, De Bernardini della Lega, l'Italia non ce la farà. Siamo a pagina 17, scale mobili vietate ai cani, guida alla Cassazione, ciechi discriminati. Il caso di una comitiva che fu fatta uscire, condannati Comune e Bellunum, il regolamento è cambiato. Il Comune e Bellunum hanno attuato una condotta discriminatoria nei confronti delle persone cieche cui 8 anni fa venne vietato l'accesso alla scala mobile di Lambioi. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di 3 anni fa e farà giurisprudenza perché per la prima volta si fa riferimento non alle barriere architettoniche
architettoniche ma alla tutela giurisdizionale delle persone disabili vittime di discriminazione. Il futuro del comparto e l'approfondimento in merito all'occhialeria bellunese. L'occhialeria non se ne andrà dal bellunese, questa è la dichiarazione di Loren Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, la regione sul Safilo. Lo stabilimento va venduto a chi si impegna ad assorbire tutti i dipendenti. La prospettiva, Donazzana, assessore regionale convinta, crediti fiscali a chi offre alloggi agli operai. E ancora formazione e crisi aziendali, il nuovo patto territoriale accende i fari sui lavoratori. Ristoranti, pagina 19, Agnello dell'Alpago, asparagi ed erbette, sulla tavola pasquale vince la primavera. Le proposte degli chef bellunesi seguono la tradizione, pochi posti ancora liberi, c'è chi prenota da un anno all'altro. Salute bellunese, pagina 20, l'USL nella sperimentazione per il vaccino respiratorio, studio sulla sicurezza del siero contro l'infezione sinciziale che colpisce gli over 60, nella rete 17 centri in Italia, a Belluno si è attivato il Dipartimento di Prevenzione. Altre brevi notizie che troverete in questa pagina: scuola, concorso musicale, tutti i premiati della Media Ricci, solidarietà, doni in pediatria dagli alunni del liceo Da Vinci. E adesso spostiamoci ai fatti che riguardano Feltre, pagina 21, colpo in via Rizzarda, razzia notturna al negozio GR Bike, rubate 18 bici, bottino di 110.000 euro. È il terzo furto in 4 anni ai danni del commerciante, una beffa avevo già deciso di traslocare, la banda ha usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina, il colpo è durato in tutto 2 minuti. Un film purtroppo già visto, il furgone che arriva in via Rizzarda in retromarcia abbatte una delle grandi vetrate e poi entrano in azione gli altri membri della banda arrivati su un'auto di potente cilindrata che mettono mano sulle bici più a portata di mano e di maggior valore, i bike per la maggior parte, ma anche mountain bike e gravel, 18 quelle che riescono a caricare in fretta e furia sul furgone per poi fuggire in direzione della Cugliada, come testimoniato dalle bici, da una bici caduta dal furgone all'altezza del bar La Sosta. Bottino di circa 110.000 euro per la spaccata messa a segno alle 2.45 di ieri nel cuore della notte ai danni del negozio GR Bike. Siamo a pagina 23, Fonzaso, Villa de Panz, messa all'asta, l'edificio è un simbolo del paese, già fissato il primo incanto per il 26 maggio, prezzo base 333.123 euro, il sindaco Pasa al terzo avviso la compro io e ne faccio dono alla comunità. In tribunale la truffa versa 1.710 euro con l'intento di vendere un letto che vale un quinto. E ancora tutti in campo, cerca una sede, ci servono spazi più ampi. L'appello è stato fatto da Scopella, alla prima sulla mostra di incisioni. L'esposizione è ospitata al bar da Casot di Borgoruga a Feltre. Morta a 50 anni Cecchette, mamma e assistente sociale, i funerali saranno celebrati martedì a Vellai, lutto per la comunità in questo caso di Vellai. Siamo a pagina 24, San Gregorio nelle Alpi, seconde case aumenta l'IMU, si investe sulla scuola primaria. L'ultimo consiglio comunale ha approvato DUP e bilancio, invariata l'IRPEF, il sindaco Viecili, l'aumento dei casi sociali ci obbliga a ritoccare le tasse. Sono cominciati i lavori per riparare la voragine in piazza aperta a dicembre. Notizia sempre riferita al comune di San Gregorio nelle Alpi. Notizia di spalle, sugli impianti sportivi l'amministrazione vuole premiare lo sforzo della società locale, contratto rescisso, si va verso la gara per il bar di Paderno. Altra notizia riferita a San Gregorio nelle Alpi. Pedavena, area picnic di Norcen con una nuova altalena, Feltre, Pra del Moro pienone per il debutto delle giostre. Fatti di cronaca giudiziaria, pagina 25, condannato per la finta rapina, aveva passato 6 ore alle slot, 2 anni per simulazione di reato. L'episodio in Valbelluno non è mai avvenuto, in pronto soccorso l'uomo aveva detto di essere stato minacciato e picchiato. Limana, strada Frasconcor, dubbi della minoranza, De Toffol, a cosa serve quella silvopastorale? L'opera in un contesto di pregio sfiora il $500.000. Limana, fiamme sul tetto, i pompieri salvano abitazione di Giaon. Sospirolo, le fornaci, calce e Grigolin, sponsorizza i lampioni. Pagina 26, Longarone, invecchiare da protagonisti, primavera densa di iniziative. Lo sportello anziani attivi torna a pieno regime dopo le limitazioni pandemiche. La psicologa dal Paso, iniziative gratuite all'interno di un progetto consolidato.
Al pago neolaureati il comune invita tutti a farsi avanti e ancora 20 anni al bancone del bar Zamas in centro. Andremo avanti molto. Alessandro ed Eddie Mazzucco, stesso cognome ma non parenti, sono amici da sempre. Quando abbiamo aperto non avevamo nessuna esperienza, ci ha aiutati Lucia Perin. San Tommaso a Gordino, progetto delle case sull'albero, l'unico a farsi avanti è il sindaco Moreno De Val. Per partecipare serviva la disponibilità di terreni e mi sono ritrovato da solo. L'iniziativa Musica nella Gordino, il trentennale, si celebra con Mario Brunello, la Valle fuori strada in moto Centauro in ospedale. Passiamo ai fatti che riguardano Cortina, pagina 28. Alunni e docenti da tutta Italia si sfidano a Cortina sull'astronomia. Omnicomprensivo, le finali nazionali delle Olimpiadi, associazione astronomica, scuola e comune al lavoro. Lancedelli, regole neutrali su dove fare il villaggio olimpico, il comitato di campo è comunque positivo, per l'ente la zona ideale resta quella di Fiames. Vigo di Cadore, aperta la nuova rotatoria e subito polemica sui social, notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi, lamentele sulla rotonda ancora da finire, poco intuitiva, si imbocca contromano, il sindaco Calligaro difende l'opera, fa rallentare, su quella strada si correva troppo. Lozzo, musica, storia e ambiente, orizzonti più ampi a scuola con le attività aggiunte. Pieve di Cadore, sezione del club alpino, Umberto Giacomelli torna alla presidenza. Dalla rubrica Cultura e Società, le mostre, il mondo celebra il ricordo di Picasso alla Guggenheim, i suoi capolavori. Nei 50 anni dalla morte, esposte le 6 opere della collezione, esposizioni nei più grandi musei europei e americani. L'appuntamento è a Venezia. Peggy le acquistò tra gli anni 30 e 50, un percorso di forme e colori. Chung e Stabat Mater di Rossini nel Venerdì Santo della Fenice e ancora Giorno e Notte, Eufonia Suite, il viaggio di Finardi perché la musica è come sciare. Venerdì prossimo la prima volta a Cortina con Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sassofono. Sport bellunese, Hockey Alps League, semifinale gara 7, l'Afro, un'altra pagina di storia è in finale. Espugna Salisburgo dopo una vera battaglia, cortinesi avanti e poi rimontati e staccati di 2 prima del rabbioso scatto che porta al 4-3 e da domani lo Genais. Curling, campionati italiani junior, si fermano in semifinale le 2 squadre del Dolomiti, oggi le sfide per il bronzo. Calcio Serie D, la 30ª giornata, un rigore un po' così punisce una Dolomiti con le polveri bagnate. Il Cerdins fa poco più del minimo sindacale per spuntarla, ma tanto basta. L'ingenua espulsione presa da De Carli pesa quanto una fase offensiva, latitante 0-1 il risultato finale. Ancora sport, le speranze dell'handball in passerella alla Spes, grande vetrina per Belluno. Fino a domani la Youth League Under 20, in 12 cercano il pass per le finali. Debutto sfortunato per i ragazzi di casa sconfitti dal San Giorgio Molteno. Nuoto Master, Onda Blu in forma strepitosa, 14 ore, 5 argenti e 3 bronzi al Buon Consiglio di Trento. E andiamo avanti con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni fino al mattino assenti, dal pomeriggio probabilità medio-alta per fenomeni sparsi, si tratterà di piovaschi, rovesci e temporali, accumuli in prevalenza modesti, localmente moderati, quota neve attorno ai 1500-1600 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina all'1. A voi tutti ne approfitto anche per augurare una buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Noi ci rivedremo martedì prossimo con la lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Buona giornata comunque, come sempre in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.